A poco meno di 4 mesi dal disastro, un altro imprevisto scuote Vallà e questa volta non è il vento, ma sono le parole a squassare le speranze dei residenti, finora fiduciosi sul fatto che il governo avrebbe sostenuto la richiesta di risarcimento per gli oltre 33 milioni di euro di danni quantificati. Invece al comune di Riese Pio X, per il tramite della regione, è arrivata per conoscenza una nota inviata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Guido Bertolaso, al ministro dell'Economia, Giulio Tremonti. È una lettera allarmante, nel senso che fa presente che purtroppo in questo momento nelle casse dello Stato, ma soprattutto nei fondi della Protezione Civile, i soldi sono finiti. In sostanza, il capo del Dipartimento chiede al titolare delle finanze di intervenire, visto che nell'assestamento di bilancio di luglio il Consiglio dei Ministri non ha incrementato il fondo della Protezione Civile. Eppure i ministri trivigiani si erano formalmente impegnati in tal senso. Insieme al presidente della provincia, Leonardo Muraro, dunque, Contarin chiederà di incontrare Bertolaso a Roma. Visto che non è venuto sui nostri territori, io adesso scendo proprio per capire tempi e modalità. Ma anche da Giancarlo Galan, il sindaco, si sarebbe aspettato di più. Il governatore non si è degnato, a distanza di quasi 4 mesi, almeno di fare un giro, di fare una visita ai territori colpiti. Purtroppo non ho ancora risposto a una lettera che ho inviato per essere vicino alla mia gente, nella solidarietà ma anche nella presenza.